Niente più liste d'attesa per le case di riposo. Le famiglie ora preferiscono tenere e curare gli anziani a casa loro o portarli in cliniche all'estero, Croazia in primis, dove le rette costano la metà. È uno degli effetti della crisi che ha invaso la provincia di Treviso. 1.600 euro al mese è la retta che un anziano deve pagare per un posto in casa di riposo, un prezzo proibitivo per molte famiglie inghiottite dalle difficoltà economiche. Per questo molti trevigiani preferiscono non ricorrere più alle cure delle strutture per i non autosufficienti e così usufruire della pensione e dell'indennità di accompagnamento del proprio familiare per sopravvivere. In questi ultimi 2 anni le liste nelle case di riposo, le liste di attesa per entrare sono letteralmente crollate. Sono circa 2.500 i non autosufficienti che pur in presenza del posto hanno rinunciato a entrare in casa di riposo. Ma c'è anche chi decide di ricorrere alle cure di case per anziani con sede all'estero, pagando in questo caso una retta dimezzata. Portando i propri non autosufficienti dalle proprie case di riposo alla vicina Croazia. Io dico, ma vogliamo togliere anche la dignità a questa gente? Proprio la possibilità almeno di morire nella propria terra? E la crisi per gli anziani si fa sentire anche sulle visite mediche e sulle prestazioni ambulatoriali negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Sono molti, infatti, coloro che decidono di non curarsi e risparmiare così i soldi per vivere. In provincia di Treviso le prestazioni sanitarie sono calate di circa un 30% dagli ultimi dati, perché i pensionati non ce la fanno assolutamente, perché ci sono altre priorità, quali l'affitto, le spese delle bollette varie, eccetera. Quindi rinunciano a salvaguardare la propria salute. È un fatto per noi gravissimo.